di questo sarete sicuramente soddisfatti. Intendo dire che questa è la prima di una delle serate che faremo nel quartiere. Ne faremo un'altra circa fra un mese e mezzo, dove ci sarà una proiezione sul Pasubio, sulle gallerie, quindi anche questa penso che sarà molto interessante e sarà presentata da Mariano ma mi sfugge il cognome, comunque sarà anche questa sicuramente una bella proiezione. Durante il mese estivo sicuramente faremo altre iniziative, sempre organizzate dal Consiglio di quartiere. Non prima, adesso partiremo col fioretto nel mese di maggio, poi ci sarà anche la gita, se Guerino li porterà. Bene. Poi avremo anche un spettacolo di lirica. Come se non lo sapete, qui ospitiamo una signora polacca, la Leona Peleskova, che fa scuola di canto qua, di vocalizzazione del canto alla sede qua da noi, quindi lunedì e martedì fa vocalizzazione per le persone che vogliono iniziare al canto. Quindi a giugno, probabilmente giugno-luglio, faremo anche una serata su quel portico con questa cantante e altri cantanti naturalmente che attualmente stanno facendo il corso. Ecco. Non mi prolungo di più, do la parola a Eric per la presentazione del libro. Grazie e buona serata. Un'altra cosa, a metà maggio inizieremo anche la ginnastica al parco, quindi le persone che vogliono, è quasi tutto gratuito, c'è un insegnante che 2 serate alla settimana fa ginnastica al parco, iniziativa anche questa del Consiglio di quartiere. Grazie e buonasera. Allora, buonasera a tutti, vi ringrazio molto della vostra partecipazione e niente, stasera è una serata culturale sulla seconda guerra mondiale e vi presenteremo un libro. Abbiamo qui di fianco a noi l'autore, Eric Umberto Pretto, che ha raccolto le memorie del nonno della seconda guerra mondiale. E niente, il libro stasera è in promozione a 10 euro, perciò approfittatene, ecco, veramente io l'ho letto, è veramente un libro che fantastico, proprio, che anche ironico nello stesso tempo, ma veramente tutto da gustare. Ecco, vi auguro buona serata e speriamo proprio che andate fuori da questa stanza proprio anche, come si può dire, anche acculturiti di storia, che in questi giorni nostri non fa mai male. Ecco, ora spegniamo la luce, grazie a tutti. Qualche anno fa, scommissi a notarmi tutte le storie che mi contava mio nonno. Non so neanche a me perché. Mi parea quasi che la mia coscienza mi ordinasse di farlo. Da una parte ho attaccato il lavoro perché mi dispiaceva che le sue memorie le andasse perse, ma non c'era mia tutto lì. Vi c'era qualcosa di più profondo, che allora non capiva. Fatto sta che, tempo dopo, mi ho cattato in mano un bel pacchetto di pagine scritte per dritte e per verso, mezzo scarabocciato. E se sta lì che, guardandole, ho capito perché mi era venuta questa idea. Non c'era mia solo che le storie di mio nonno che voleva tramandare, ma anche il suo modo di parlare, tutte quelle espressioni che lui parava e che mi da ormai non c'era più abituato a sentire. A rileserle mi è venuta bella d'occa, me lo ricordo come che fosse adesso.
Mi pare perfino impossibile che queste parole, queste frasi, le potesse farmi provare tutte queste emozioni. Sotto gli occhi avevo un tesoro grande, che ho pensato subito di spartire con tanta altra gente. È stato così che si partì questa mia avventura, che la mi ha portato a pubblicare il libro La storia degli Oni senza paura. La lingua veneta è purtroppo sempre meno usata dalle nuove generazioni, come del resto accade alle altre forme di gergo popolare diffuse nelle varie regioni d'Italia. Ormai molte parole e termini che hanno caratterizzato il linguaggio dei nostri avi a cavallo fra il XVIII e il XIX secolo sono pressoché scomparse. Per fortuna ci sono scrittori e poeti veneti che con le loro opere cercano di salvaguardare questo prezioso patrimonio culturale, di cui si stanno perdendo le parole e le espressioni più tipiche. I giovani narratori non sono attratti da quel mondo di ricordi e nemmeno da raccontare le storie dei loro avi, perché le ritengono superate e di interesse relativo o comunque limitato ad una ristretta categoria di nostalgici. Ci sono però le eccezioni a confermare la regola ed Eric Umberto Pretto, che di anni ne ha 28, è una di queste. L'idea di un libro ce l'aveva in testa da tempo e per i genitori, che forse si sarebbero aspettati una storia moderna, un giallo oppure un trattato di saggistica, si è rivelata una piacevole sorpresa. Egli infatti ha deciso di mettere nero su bianco la biografia del nonno materno, Natale Turcato detto Giovanni, classe 1919, dai tempi della giovinezza alle vicissitudini della seconda guerra mondiale, fino alla prigionia e quindi alla conclusione del conflitto. Un grande merito va dato a Johnny senza paura, che gli ha raccontato ogni cosa con dovizia di particolari e che in cuor suo sperava di tramandare ai posteri la storia e quella di tanti ragazzi della sua età che hanno sofferto ed in troppi casi pagato con la vita la scelta atroce di dittatori senza scrupoli. Ci sono tanti anziani che avrebbero molte cose da raccontare e pochissimi giovani che hanno la voglia e la pazienza di ascoltare. Natale Turcato ha avuto la fortuna che suo nipote fosse tra questi. Il titolo del testo è appropriato e al lettore bastano poche pagine per capire che non si tratta di un luogo comune, ma di un uomo coraggioso che ha avuto la fortuna di tornare a casa e di raccontare le sue disavventure a chi ha saputo coglierle e racchiuderle nelle pagine di un libro per evitare che svanissero per sempre nelle pieghe del tempo. Un bel dì, a già incamerata, sentato su una branda. A avere mio amico Angelo Losco, da Torre, e un'altra recluta di comì, uno per parte. A un certo punto non si è venuto davanti un vecchio con la barba lunga, Presello, che chiamava. Non già la mia una persona grande, di quelle che ti fa impressione, se puoi dire che già era una mesa caricatura a regola di tanti altri. E se ga sentato di fronte degli altri e ga attacca a parlare. Mi però a capire solo che le bestemmie perché parlava per furlano. Mi ricordo che il trasè attorno alla testa finché ne contava tutte le sue storie. A sentir lui pare che fosse un gran personaggio e il diceva di essere stato sul Monte Canin e in volta per non so quanti altri posti. Insomma, diciamo che se dasea tanta importanza, anche a massa per i miei gusti. Gli sbrufoni in fondo non mi mese mai piacesti. Fatto sta che, trando attorno alla testa, che senta sopportare il capello. E dove se ho finito? Proprio sotto le mie gambe. Sì che il mega guarda dritto in gli occhi, con la faccia da cattivo e il mega dito: "Tomi sul capello, matta." "Tu te lo su?" che ho risposto a me. Ma scherzemo neanche, dire che è una offesa così a un vecchio. Lei le va in piedi e aperta una bocca che pare che volesse mangiarmi. E allora sollevasse in piedi in cammino e prima che potesse capire cosa che gli era dovuto succedere, che godava un destro di quelli potenti. So che indosso aveva una giacchetta di tela che la meggiera bella comoda, bella, se scusia tutto torno. Era stata qua solo che la spallina e avevo da fare un tocco, più tardi, per cosirla su.
E insomma sto presello le n'ha finirla solo l'altra figlia di Brande, si aggrappa il dentro in schiena e il catrato sulle gambe per aria. Ma non gli ha fatto neanche ora molare su per terra che sono arrivati anche a me. Luego ci ha passato per stomaco e ho fatto per dargliene un altro di più forte. Intanto però uno mi ha cacciato per Dadrio, e già era il sergente maggiore Tosolini della zona di Udine. Ho avuto occuparlo e me l'ha domandato. A me ho solo che difeso, che ho detto me. Ma era stata una bella difesa, era mia. Ciò che sarà stanco un perché se in volti disea che se te ciappi un pugno da uno delle artiglierie da montagna, non te se è un castigo di Dio o una pelata in un muro. Non c'era passato neanche 8 dì dal pugno che vi aveva molato presetto, ma i vecini che aveva mia perso il coraggio. De tanto in tanto te li sentivi dire: ma a te, guarda che abbiamo messo le fette di patate in moia in una seccia piena del pisso del musso. Pareceve che se presto qua è la vostra ora. Cosa è stupitardi che metteva anche la sale da vicino e ogni altro dì che desera per missiada e le voltava una a una. È bello se che gli ufficiali sapeva tutto, ma non gli diceva niente perché già era d'accordo con i vecchi. Una volta che ho sentito Michi che diceva: noi li spremiamo di giorno, voi li spremete di notte. Sì che una sera, dopo che aveva suonato il silenzio, abbiamo sentito suonare subito le allarme. Cioè, se abbiamo tirato su in pressa e se abbiamo guardato su per il muso dicendo: ostraga, cosa che sei adesso? Intanto si caspera anche la porta doppia in fondo alla camerata e si è venuto dentro 5 vecchi. 4 li tenia su un baldacchino da processione, fatto con altrettanti pali di legno dritti e una quarta persona. Sotto sto baldacchino c'era l'ultimo della squadra, con un solo bianco a farghe da mantello. In mano questo che aveva una seccia messa piena di quelle famose fette di patata. Visto così mi ho girato sulla sinistra e ho visto tutti i miei compagni in ginocchio in fondo alla branda con le mani giunte. Continuate a vedere anche un certo Portolaso da Vicenza, un meco scritto. E sarà stato 10-15 kg di epidemia e so che aveva il naso schizzato perché faceva pugilato. E allora sti 5 briganti sono andati al primo delle figlie e che cadà in bocca una fetta di patata dicendo che in onore del terzo montagna ciappa sta patata e magna. E lui l'ha tolta come che fosse stata una particola, cosa che mi ha toccato vedere. Le ha fatto una faccia trista che mi ha fatto infine peccare. A fame mi è venuto. Fatto il primo e si è passato il secondo, sicché è arrivato a me, che già era il terzo della figlia. Mia già resta fermo, quieto, buttato in branda. A quel punto uno dei 5 mi ha domandato: e ti? Cioè che aveva una faccia da sciaffe che era ancora presente qua davanti agli occhi. E mi a sto ben così, che ho risposto. E allora invece che una te che ne ciappi 10. Se parti sgrazia gli era in pieno, che spragnavo che sotto neanche se credete portargli via la testa. So che scommissiamo mettere su le gambe della branda per levar su, e intanto pensavo fra di me: adesso appena che sono in piedi, qua succede il finimondo. Con la mano mettegno sulla ringhiera da la branda, e sì che non puoi mia venirne alle spalle. E te vedrai che appena che il primo il ciapo un destro fisso, di sicuro non mi vivi vicino perché ne porta via anche degli altri insieme. Finché lavorava levar su, il sergente maggiore Tosolini che tira un burlo: fammi una carità, lascialo stare. Se vede che aveva capito che mi già era pronto a tutto. E sì che questi gli se nate colpo da quello dopo di me. Così che ha fatto tutti la sua comunione, come dei pori pandoli, tutti fuori che me. C'è un poco che fosse stato istruito da me papà, vanti nel via soldato, un poco che fosse stato salvato con mio. Fatto sta che mi già era appareggiato tutto. Se per cui che i miei compagni d'armi mi chiamava Ioannin senza paura.
Già era il 2 settembre del 42, quando che sono partito dai Balcani per venire a casa in licenza. Già era 2 anni e mezzo giusti che già era via. Che la mattina, mi e il mio amico, il Maule, siamo partiti di corsa come due lievoli, sopra il sentiero, in mezzo ai boschi. Quando siamo arrivati in fondo, abbiamo cattato il camion che ne aspettava. Siamo montati su e ne camminati a Cattaro. Là siamo stati fermi 5 dì prima di imbarcarsi. Mi ricordo che una sera avevo mangiato non so quante sardelle e di notte mi avevo svegliato che aveva una sera rabbiosa. Sì che sono da bere alla fontana in mezzo al paese, che però non ne pisava neanche. Dico che uno che mi ha detto che la sarava di notte. E allora sono andato al porto e mi ho sguardato la bocca con l'acqua del mare. A Cattaro c'era pieno di gente che andava e che veniva. Un colpo mi ha mandato a me e a sto mio amico di andare a dargli una mano in cucina. Sì che mi ho detto al Maule, ascoltami Mirino, se meglio che andiamo. Difatti da là abbiamo portato via un bel tocco di formaggio grana. So che lo abbiamo sconto bene dentro sul zainetto. Ai 7 di settembre, alla mattina a buon'ora, seguiamo imbarcati. Siamo venuti su per il mare della costa della Dalmazia. Alla fine siamo disbarcati al porto del fiume. Là è negatigno fermi un paio di settimane prima di mandarmi a casa, per vedere se già eravamo sani o malati. Appena che negamo là, abbiamo ciapato il treno e siamo partiti. Siamo arrivati a Vicenza che già era notte fonda, sarà stata a mezzanotte, presso a poco. E non che già era più coincidenze per schio. So che già eravamo un bel ciappetto di alpini. Sì che siamo andati a bere al bar della stazione e là uno ha detto che andiamo a fare un giro su a Montebellico. Sì che siamo andati, tanto cos'altro che avevano da fare. Là seguiamo sentendo fuori sui scalini della Cesa. Siamo stati a un bel tocco finché seguiamo indormesati. Alla mattina a Rio, già era il 29 di settembre del 42, mi e il Maule siamo andati sulla stazione dei treni che già era appena spuntato il sole. Abbiamo acciappato il primo treno che andava su a Schio e quando che siamo stati verso Tiene, il mega detto: ma ho avuto di smontare a Marano. Dai, vieni con me fin Schio che ne mo bevere un gotto di vino alla grotta. Dai avanti, non sta a farti pregare. E allora siamo dismontati a Schio. So che già era piena di gente lì di fronte alla stazione dei treni. Fatto sta che siamo andati dentro su sta osteria, lì al di là della strada, e subito dopo di noi altri si è venuto dentro due della mia contrada. I già era Tony Pasin e suo papà. Tony già era un gocciassa che aveva bio 16 anni. I già era lì vicino che faceva i murali e mi aveva da mente nar dentro. Sì che i già era venuto a salutarmi. Dentro là c'era tre vecchiotti che suonavano l'armonio e un paio di ferrovieri. Ni altri si abbiamo guardato per il muso e abbiamo tirato fuori il formaggio grana dal zainetto. Ben, abbiamo cominciato a pagare da bevere calici di vermouth a tutti quelli che venivano dentro. Abbiamo mangiato e bevuto finché siamo imbriagati. Cosa sta verso l'ora del mezzodì? E il Maule, il lo tratto su di peso sulla corriera che andava a Valli, nel suo paese. Mi invece mi ramena a casa Tony Pasino sul ferro della sua bicicletta. A già imbriaco in sacca, so che non che vedeva neanche 4 dea fuori dagli occhi. Mi pare che fosse una nebbia fissa di quelli che ti può darsi tagliare col coltello. Ma insomma il signore Gavolesto che sia sta buono arrivare a casa. 2 o 3 giorni dopo, che già eravamo finiti a casa, mi si è capitato il Maule. Che la volta mi ha detto: Setto che sei venuto a casa mio papà della Francia. Mi non lo aveva mai visto prima di adesso, le sempre sta via a lavorare. E allora siamo andati subito dai carabinieri, che ha detto di scrivergli al nostro comando. In risposta a questi, ne ha mandato 12 giorni di licenza straordinaria, oltre a quella che già rimosavano a fare. Ben che ho detto me, non stava a rimettere, no, a te aspetto volentieri, non mi appressa a andare via me. E così che ho fatto, sì che sono sta a casa anche a me 12 giorni in più del mese di licenza che ne aveva dato. Mi e il Maule siamo arrivati al corpo il 19 di novembre. I nostri compagni già erano fermi a scutteri, appena dentro in Albania. Che la volta mi ricordo che Rino lo salutava volentieri, invece a me mi ha detto:
Turcato te sia escluso da tutti i servizi in attesa del processo. Meglio che goditomi, così al manco mi era posto. Passà qualche dì, un colpo sono da dentro sulla mia tenda. So che avevino 2 coertine da campo paromo in dotazione. E ho visto che me ne mancava una. Non mi c'era mai sparito niente fino ad ora. E mi è venuto su nervoso che non avevo più visto. Sì che sono dato al sergente maggiore Tosolini, che go tira fuori le baionette davanti agli occhi e che go di mandare. Le avete detto sta qua, Tosolini? Sì? E ha detto, perché? Se sapessi chi che mi porta via la copertina, a voler consumargli la lama a forza per sposarlo. Fammi una carità, va là, ordine mio, va subito in furaria e toghine una de nuova. Sicché la sta a finire lì. L'8° giorno del mio rientro al corpo, finalmente mi ha chiamato a porto. E allora sono da verso l'ufficio del colonnello e ho battuto sulla porta. Avanti, e mi ha detto, stando dentro. Sì che ho aperto la porta e sono da verso di lui. Ma le prime parole che mi ha detto rese state: bel coraggio, con che la faccia rite te presenti da me. E che avrà visto che già era venuto dentro senza paura, con mezzo sorriso sulla bocca. Cosa credevo che fosse da là, lagrimando? E mi è venuto infine da ridere. Te lo saprai manco perché te facciamo qua, vero? De preciso no, signor colonnello. Ma te lo saprai che te sei venuto con 12 giorni di ritardo, o no? Sì, signor colonnello. E mi ho visto pentio. Ma te si sta a casa? Mi ho visto pentio, signor colonnello, di non essere sta a casa ancora? Allora le salta per aria. E mi è venuto vicino con l'occhio da cattivo e mi ha sbeccato per il muso. Lo setto che poteria mandarti a Gaeta sotto processo. Gavaria caro, signor colonnello, che piga Gaeta di qua tutti i dì in volta a sciopetà. A quel punto si è acquietato e ha cambiato espressione come dal giorno alla notte. E mi ha battuto su una spalla e mi ha detto: lo so che ti sei un bravo soldato, continua così. Mi ricordo come che fosse adesso, cosa venu il 8 di settembre del 43. Già ero a Giannina, sul nostro accampamento, che la sera lì mi c'era di guardia al Pesso. La mia batteria di artiglieria alpina la aveva in dotazione sì e pessi.
4 canonsini e 2 mitraglie pesanti. E mi già trio tendere un canonsino. Poco dopo le 7 si è passato alpini, lì davanti di me. E mi ha detto, siamo sta a ascoltare il radiogiornale. E mi ha detto che sta l'armistizio. Insomma, che si è finita la guerra, al manco per noi altri. Radiogiornale, mi non aveva neanche mai sentito suonare. Non so neanche dove chi fosse andato a ascoltarlo. Magari dentro sulle tende degli ufficiali, perché non saperia dove altro se no. Fatto sta che 10 minuti dopo si arriva fuori gli ufficiali. Gli aveva una faccia bianca come la morte. Subito ne ha detto di puntare l'artiglieria verso l'accampamento tedesco, lì, poco distante. Bisognava pareggiarsi a tutto in attesa di ordini, perché neanche lui gli sapeva preciso cosa fare. Non aveva nessuna disposizione né dall'Italia né dal comando italiano di Atene. Appena che stanotte, di sicuro la più lunga della guerra, vista la situazione, i greci gli attaccavano a mandarne a dire che se negli altri avessimo attaccato i tedeschi da davanti, lui gli cavaria attaccare le spalle. I già erano convinti? Ma come sai che si faceva mettersi a sparare contro i tedeschi? Cosa sarebbe successo dopo? Anche perché, pochi minuti dopo, i tedeschi ne avevano da dire che se noi altri li avessimo attaccato, lui non gli avrebbe sparato neanche un colpo. E si avrebbe rifiutato di farlo anche se gli avesse via l'ordine. Magari queste già la parola venivano fuori proprio del generale a comando della prima divisione da montagna tedesca, che già era tanto amico del nostro colonnello, perché gli aveva fatto tutte le scuole insieme in Germania. Il giorno dopo, alla mattina a buon'ora, ne arriva l'ordine di pareggiarsi per andare a casa in Italia, con tanto di carta fatta dal generale tedesco. E sicché, in mancanza di ordini superiori e con la speranza di tornare a casa il prima possibile, abbiamo versato le armi su un piazzale e si abbiamo pareggiato per la partenza. Abbiamo potuto tenersi solo che un scioppo per ogni squadra. Agli ufficiali, invece, che lasciate tenersi la sua rivoltella. Bene o male, abbiamo fatto quello che volessero i tedeschi, perché si fidavano ancora di loro. Cioè, in fondo che avevano combattuto insieme fino il giorno prima, cos'altro potevano fare? L'ordine di partire ne arriva ai 13 di settembre. E allora abbiamo tolto su le nostre poche robe e seguiamo in camminata. Seguiamo portando i muli e anche un fiato di vacche di quelle che avevano sequestrato in volta per le campagne su uno dei nostri ultimi rastrellamenti. Abbiamo formato una colonna lunga tra la strada. Saremmo stati, occhio in croce, 2000 soldati. Mi ricordo che tanti civili greci i piangevano guardandone nella via, perché aveva paura di restare là da soli coi tedeschi. Da Giannina, dove casarimo, siamo andati a Florina. Abbiamo fatto più di 200 km a piedi, in 15 giorni di viaggio. Si camminava più che altro di notte perché entro il giorno usava un caldo che pareva essere l'inferno. Arriva a Florina, i nostri ufficiali che avevano ai greci del posto le poche bestie che ne saranno restate. Coi scheghi che c'è abbiamo potuto comprarsi qualcosa da mangiare per il viaggio, perché da ormai le nostre scorte le toccava scarseggiare. So chi ha tolto più che altro pane, perché costava poco e si conservava meglio. E si che cominciava il treno, dopo aver consegnato ai tedeschi anche le poche rivoltelle e i scioppi che ancora avevano con gli altri. Siamo montati su sui vagoni che si adoperavano per portare in volta le bestie, in 60-70 ognuno. Siamo stati 16 giorni in treno, prima di arrivare a destinazione. E ne ha fatto fare un giro della malora, so che dalla Grecia siamo da dentro la Jugoslavia, e da lì siamo passati per la Bulgaria, la Romania e l'Ungheria, finché siamo arrivati in territorio tedesco, in Austria. So che un colpo, finché già eravamo in Romania, il treno si è fermato su una stazione. E lì mio amico Rino, il che ha fatto? Che sono borghese qua fuori, e mi ha detto che il gatto vestiti da darne, se volemo. Dai indemo che dismontiamo e stiamo qua, a sentir lui, sommeia che si addormenarne in prigionia. Ma intanto il treno si partiva.
Se no, già era facile che fossimo saltasù sul serio. Là che c'era de quelle distensione de campagna che nessuno ne cavaria catà. Ma sarissimo sto buoni di venire a casa dopo. Non so come che saria andare a finire. Possiamo stare a Innsbruck, in Austria, e il treno, invece che girare in su per l'Italia, il ga girare in su per la Germania. E se sta allora che i nostri ufficiali, che da ormai che avevano mangiato a sale a foglia, che capito il tranello che ne aveva fatto i tedeschi. Altro che portarne a casa, in Italia. Lì che abbiamo capito di essere stati prigionieri. Se lo che avessimo sesto prima, di sicuro qualche d'uno che avrebbe provato a scappare. Ma da ormai già rimmo in mano della poglia. Se sta questo imbroglio che ne gamena dentro in Germania. In ultima, verso la metà di settembre del 45, a Gerard resta senza braghe da ormai, a forza di tacconare su. Cioè ogni volta che le si rompeva, mi che metteva una bella pezza di corame sopra sbrego e che faceva una cucitura per fuori con una guccia o con qualche tocco di fil di ferro. La faceva come che poteva, ma intanto mi arrangiava su. Però aveva ancora la mantellina che ne aveva da Gorissia, prima di partire per la guerra. Se che poteva domandare in volta se che c'era qualche d'un buon di fare i lavori da sarto. Vorrei farmi fare un bel paro di braghe nuove, doparando proprio la stoffa di sta mantellina. Finché un toso che c'era lì con me e mega fatto. Mi che ne conosco uno, casa in Italia e fa proprio il sarto di professione. E allora mega menate questo, mi pare che fosse da Vicenza, se non mi sbaglio. Sono stato là e mega tolto le misure e sì che mega detto, sì, te le faccio mille braghe, senza problemi, basta che te mi dai la mantellina e con quella mi arrangio. E per il pagamento, che godi manda a me? Ben, dammi quello che te che non stava in mente per sta robe qua, in qualche maniera se mettiamo d'accordo. E allora te porto un sacco di patate, che ho risposto a me, perché non cavaria sa esto, cosa altro dirghe. Proprio in quel momento si salta fuori a 3-4 tusi. I c'era lì vicino e che aveva ascoltato tutti i nostri discorsi. E mi ha detto, dine Rossetto, quando che te ve per patate, che veniamo anche noi altri con te, a cavarissimo caro di cattar su qualcosa da mangiare. Va bene, stiamo d'accordo così, che ho risposto a me. Dopo qualche dì, se capita il momento di andare. So che ho pensato, ancora bisogna per forza che vale a tolle patate, perché le braghe da ormai e me le casa fatte.
Già giorni che guardava sempre il tempo. Aspettava che fosse una notte scura, senza luna. Ed ora, appena che sta possibile, sono da dai Tusi e che godito. Ciao Tusi, guarda che mi stanotte, a vo. Ben, fammi una carità, che Dio te benedissa, ti te che da essere di professione anche a casa. Abbiamo pensato di stare qua quieti perché non abbiamo mia voglia di rischiare la pelle. Sì che sono da via da solo, col messaggio su una spalla, a sapere dove che aveva da andare, perché aveva fatto un giro il giorno prima. Mi ricordo che mi era toccato anche a passare un fosso con l'acqua che mi arrivava a metà panza, ma non la messa mai in da dritta come che la notte. Difatti, appena arriva sul posto, uno dei tanti campi di patatare che gesara là, avevo sentito un fiato movimento. E allora sono davanti pian pianello, ma non vedeva niente perché già era scuro orbo. Questo sta a 5-6 metri da dove che veniva sto rumore. Agò fischià piano e si era sentito subito silenzio. E allora agò fischià un'altra volta, un fia più forte. Ben, si era sentito gente scappare via, come chi fosse stato un branco dei caprioli. E mi go in via da ridere e sono da là. Insomma, per terra che già era tutti i fagotelli, già mesi pieni di patate. Mi ha toccato per terra anche qualche fagotello messo pieno, già parecchia. Perché sul messaggio non gli stava neanche. Sì che collega la bocca del messaggio e sono tornato a casa contento. E la mattina Drio che leggo a portare il sarto in cambio delle braghe. Un paio di giorni dopo sono passato a piedi proprio per di là e ho visto il padrone del campo, un borghese tedesco, che già Drio cavava sulle patate. O meglio, quelle che già restava per terra. Sì che ho pensato di andare là a far due ciaccole. Appena che sono arrivato che ho detto, ciao, e te che dare una mano quattro sulle patate o no? I capisco proprio bene, guarda quante mazze che ne manca, ma in quanti giare lì? Tasi mi ha risposto e pensare che ho tenuto anche con scioppo e mi ha fatta proprio sotto il naso, se solo gli avesse saputo cosa che era successo, ma non poteva immaginarsi, avevo sempre bio un muso da togliermi. Siamo arrivati in stazione a Vicenza verso le 10 del mattino. Già era il 2 ottobre del 45 e già era 3 anni che non tornavo a casa. Insieme con me già era Natale Spinato, un mio amico. Quando siamo arrivati in cima a Marano col treno,
Natale Spinato rientra a casa. Mi sono da accattare mia sorella più vecchia, la Rina, che la stasera lì poco distante. So che dopo le magari prestare la sua bicicletta per far prima arrivare a casa. Ma appena monta su, finché già era ancora in corte da Elia, goccia pa un chiodo lungo 5 cm. Go sposare rua e sì che mi ha toccato salghi da tutto. A quel punto sono da casa a Pio. So che già era subito mezzodì. A voler quasi quasi fermarmi a bevere un giosso alla fortuna, l'osteria che è ancora lì adesso, vicino alla piazzetta di Santa Maria, a Milano. Ma appena che sono stato pensato, no, se meglio di no, se no dopo bevo massa e so anche a stomaco vuoto. Se meglio che vai a casa che tanto adesso ho tempo di venire qua ancora. Sicché sono andato verso casa, diretto, camminando svelto. Su per la stradetta di casa mia, go a cattare mio fratello Baby, che c'era anche Tony Finanza insieme con lui. So che c'era devo caricare su un carretto, col forcone. Quanto contento che è stato a vedermi. E insomma dico a ciacolare con lui. Ma tutto un colpo Baby e che cado a mandare a sto Tony Finanza. Ma chi sei lo sto uomo qua? Ti lo conosci tu? Se vede che non mi aveva neanche conosciuto. Cioè, il già un boccetta ancora e mi mancava da casa da 3 anni. Sì che Tony Finanza che ha tratto via il forcone e il che ha speccato. Ma non vedi tu mia che è detto fratello? Mi ricordo che mi go fermalina scianta perché aveva paura di andare a casa. Già era roba che aveva desiderato di più per tutto il tempo della prigionia. E adesso che già era lì. Non aveva neanche il coraggio di mettere un piede dentro della porta. So che sono stato fermo un tocco sul primo scalino, neanche a buon di muovermi. Ma dopo mi ho deciso perché aveva massa voglia di vedere la mia famiglia. Beh, in cui mi ha visto venire dentro, mia mamma si è messa a piangere. Mio papà invece l'è andato subito in cane e va a tornare una fiasca di vin buono. E dopo che siamo a casa nostra, tutti qui a comprare per farmi festa. Allora noi avremmo concluso la serata, quasi, diceva Eric. Ecco, ascoltando le tue letture mi è venuta una domanda da farti, no? L'ultimo capitolo, che il titolo è Fermo sul primo scalino, è breve, no? Come mai rispetto agli altri capitoli hai riassunto molto questa cosa? Insomma, ecco che di solito anche pensiamo anche per tutti noi che il ritorno a casa anche per le persone che vanno in guerra deve essere anche una felicità. Invece lui ha deciso di scriverlo anche in una sola pagina. Ecco, puoi spiegarmi le motivazioni? Grazie. Grazie della domanda. Beh, innanzitutto devo dire che io mi sono affidato al racconto di mio nonno, perché io sono stato la penna, il mio nonno è stato la voce, perché lui mi raccontava e io scrivevo. Io mi sono limitato a sistemare, riordinare, ricucire alcuni racconti in modo tale da creare una memoria che fosse più attinente al vero e anche più comprensibile per le persone che le ascoltano per la prima volta. È una domanda in effetti interessante perché me la sono posta anch'io. Ho visto che mio nonno, durante il racconto della sua lunga esperienza durata 5 anni e mezzo fra prigionia, successivamente guerra prima, mi ha raccontato degli episodi per carità importanti, interessanti, ma non più di tanto, nei quali si è dilungato parecchie pagine all'interno appunto del mio libro. Quando invece mi ha raccontato questo episodio, che è senz'altro uno dei più fondamentali all'interno dell'intera esperienza perché si parla appunto del ritorno a casa, si è stranamente limitato molto nei pensieri e nelle parole. Ho pensato a quale potesse essere il motivo di questa decisione, che è stata sua e non mia. E ho pensato che, come è scritto anche nel titolo del libro, mio nonno sia in guerra
che è in prigionia, che una volta è tornato a casa e si è sempre dipinto con quel nome che gli hanno attribuito, Ioannin senza paura, perché questo nome derivava appunto dal suo carattere forte che si era costruito piano piano anche a causa delle esperienze durissime che la guerra e la prigionia gli avevano fatto vivere. Nel momento in cui invece è tornato a casa, secondo me mio nonno è tornato ad essere Natale Turcato. Si è trovato sullo scalino di casa sua con il desiderio ma anche la paura di rivedere la sua famiglia, e forse lì gli sono venute a mancare tutte quelle sicurezze, tutte quelle certezze che lui aveva cercato di costruirsi per riuscire in qualche modo, come dice sempre lui, a portare a casa la pelle. Ecco, forse lì si è sentito in qualche modo sopraffatto dalle emozioni, e quindi magari ricordando anche adesso questi sentimenti nel momento in cui mi ha raccontato questa storia, ha preferito limitarsi e passare oltre. Grazie. Poi aggiungo che ancora mesi fa sono andato a trovarlo e anche nella sua testa giravano questi ricordi che era una cosa veramente da scrivere un altro libro, insomma, ecco, è anche lucido di testa, ma anche con tanto coraggio, insomma, ecco, come dice il libro. Ecco, adesso lascio le parole a te. Sì. Beh, c'è una sorpresa stasera che non era prevista in scaletta. Ho pensato di farvi conoscere direttamente mio nonno con un brevissimo filmato che è stato realizzato ancora un paio d'anni fa circa, perché sono convinto che dopo aver sentito raccontare alcuni episodi della sua vita, magari anche conoscerlo visivamente, vedere le sue mani che si muovono sia positivo per voi. Sto bene che la maternità se no è così che ne paia. Guardate massa. La sua immagine si può. Dice, ai 9 di marzo del 40 sono in casa dopo 2 anni e mezzo, un mese di licenza più viaio, e dopo sono via dalla licenza. Sono in casa dopo 3 anni giusti, sicché sono in casa il 2 di ottobre del 45. Erano 5 compagni di guerra che fuori il matricola. Ogni compagno di guerra è 5 un anno di sempre sta insomma di preparazione. Questo nome qua abbiamo chiamato via Lopaca, via Sostano e casa un coglione. Quando sei che cominci a raccontare la storia? È da piccolo. Fin da piccolo te lo conosci? Sì, perché mi viene al campo insieme, se non qua non là. E mi ricordo una volta qua di Buscare che era, sono cascato da scampa, non la so, cosa come se era batà. Le costruiamo che passano, da piccolo sempre canticchiava che se ne sei molto le cose. Mi sento contento di questo? Sì, perché arramento là, chi mi dice così, lo dice tra la mia, dico massa forai, perché io non ho combinato le buone, le brutte, perché io non ho combinato tante, io non ho combinato. Che ti cosa sei che te che dici, Che dico, io sono sempre stato fortunato, sono sempre stato protetto. 2 anni fa, per stare vicenda, ti nega la medaglia, che io stavo il presidente del prefetto, presidente, e che avevo visto che spieghi una Fiat, insomma. Lei stava con la medaglia in mano, ascoltarmi, capo con la medaglia in mano, e io spiegavo un articolo di che a volte che sono io, casa di licenza. Se te tornassi in Dio, può fare così? Amico della temperatura qui, che anche un po', che ho detto adesso, che è tempera lì. Anche adesso perché mi vedo tante storie che spregherei su. E se non so mia
uno che non crede, o sono credente o non credente. Ti, per chi hai tu combattuto? Cosa sei in Insomma, ti sentivi che prima che ha fatto la guerra mondiale e che ha vinto la guerra ha perso il portafoglio. E questa guerra qua ha perso la guerra e ha vinto il portafoglio, e ringraziava tanto infinitamente e manco un ricordo che la gente capisce. Ti adesso, alla notte quando te vendi, pensi tu ancora a che giorni è? Ti viene in mente, ti viene... Beh, c'è stato un bel periodo, sì, proprio che dormiamo con cose come, ma dopo mi sta passando, ma qualche volta mi sogno ancora perché mi piace, mi carattere così da. Ma tutto sono contento, sì, perché a terra fare non potuto lavorare, perché Dio non si andava, ma quando 20, cari, e come grazie, io ringraziamo tanto ringraziare quanti tutti. Per cosa? Perché robe che gli fanno che si stiamo bravi, naturalmente l'inizio, e poi tutti che ci sono andato io, ecco. Allora, niente, noi avremo quasi terminato e adesso vogliamo fare un po' di ringraziamenti che è doveroso farli. Allora ringraziamo il grandissimo Alessio Vitella che ci ha aiutato con la sua musica, perché lui ha fatto molte prove, ecco. E poi volevo ringraziare tutti voi che avete partecipato. Noi ci abbiamo messa tutta e come ogni incontro, così si chiami, facciamo tanta pubblicità in giro, però non sempre c'è un po' la paura che la gente non partecipi, ecco, come anche un anno fa circa abbiamo fatto, se vi ricordate, l'incontro con Simone, ecco, è stato molto, anche lì siamo stati molto felici, ecco. Capite anche voi che se qualcuno organizza un evento, più gente viene, più si carica, insomma, ecco. E ringrazio anche da parte della Marta che ha organizzato questo evento e il Consiglio di Quartiere per questa bella sala che ci ha reso disponibile e il Comune di Schio per tutti i volantini che abbiamo fatto e i manifesti che abbiamo attaccato nelle bacheche. Ecco, adesso niente, se vi ricordo per quelli che sono arrivati un po' in ritardo che c'è la possibilità di acquistare il libro. Stasera ha detto il autore che di solito costerebbe 12, però dice che fa 10, insomma, prezzo promozionale. Ecco, un libro insomma molto coinvolgente che invito a tutti a leggere. Ecco, poi niente, adesso è arrivato lo spazio per le domande e se avete domande, ecco, il microfono purtroppo è quel figlio perché non posso andare tanto lontano. Ci sentiamo lo stesso. Sì. Ecco, prego, se qualcuno ha qualche domanda, qualche curiosità, è possibile farlo. No. Non me la sento. Ma insomma, Quanto tempo hai impiegato? Non me la sento perché c'è di Parigi ho avuto due fratelli. Uno del 15 e uno del 16. Uno del 15 e uno del 16. Da richiamati nel 39, da richiamati. E io giocavo nell'ottobre del 45. Io ho fatto tutte le campagne, il fronte occidentale contro la Francia, finito qui il fronte greco-albanese, finito qui e si era imbarcato per andare nel fronte russo. E ora uno le resta in Grecia.
è stato fatto prigioniere dopo l'8 settembre dai tedeschi. Quando i tedeschi se ne via, è stato fatto prigioniero dai titini. E quell'altro finì la campagna della Russia, fortunatamente l'aveva portata a casa e dopo sta internato in un campo di concentramento in Germania. Una storia volevo dire, una cosa mi volevo dire, perché io ho letto tanti libri che si riferisce la maggior parte dopo l'8 settembre del 43. Ma prima tutti quei nostri soldati che sono andati al fronte e che sono morti. C'è pochissimi libri che parlano di quei 3 anni, 4 anni circa di loro. Pochissimi libri. Qui che sono morti a Corno, nel Nord Africa, nella campagna della Russia, nel fronte greco-albanese. Pochissimi parlano, pochissimo. Come dire che la guerra, cioè la storia, era cominciata dall'8 settembre in poi. Questo non mi va tanto, perché questi soldati, no, bisogna per servire la patria, allora, perché bisogna un po' ragionare quel tempo che era allora. È vero, questo. E la patria era quella che era. Dopo, tanto è vero che dopo mio fratello, quando me ne vio casa, irriconoscibile naturalmente, e quando dopo qualche anno che si era ripreso, e mi ha detto una volta, mi dice, non sono stato né partigiano né fascista, mi sono stato un soldato italiano. E la patria, quando chiami la Ciamà, sono stato pronto a servire la patria. Queste 4 parole e mi ho capito tutto quanto. Scusami, ho finito. Rispondo prima al signore, poi alla signora dietro. Rispondo prima a lei e dopo alla signora. Volevo chiedere, gli appunti che si è fatto, Sì. li faceva da ragazzino, quando era... Anche? Sì, ho cominciato più o meno in quarta, quinta liceo a scrivermi degli appunti. Insomma, e anche Ci vuole tanto devono tempo. essere conservati, Sì. perché si sentono che partono delle cose. Sì. Rispondo a entrambi. E si capisce che suo nonno era un virgine. Ecco, volevo aggiungere un'altra cosa, come che conosco la signora. E quando sono andato a casa, che sono venuto il giorno del turno, quando sono venuto a casa tua, avevi una domanda che mi ha posto a me, no? Sono andato 2 o 3 giorni fa, e mi fa, dovevo chiedere lì a... come si chiama qua l'autore? Eric, ho detto, sì Eric, perché non si ricordava il tuo nome, e perché usava, non so adesso, perché usava un termine, non so cosa. Ma ci sono dei termini che proprio è facile da leggere, non è che sia un dialetto arcaico che si fa fatica. Però c'è un nome di un amico che ha 4 I. Cavigli, no. 4 come si chiama suo anima? Soprannomi di una volta. Poi del resto, guardi che alla mia età ero ragazzina, ma ricordo la grotta dove si fermavano la stazione delle ferrovie. Ci sono tanti ricordi che io già a memoria. Beh, questo mi fa piacere perché vuol dire anche che effettivamente i ricordi di mio nonno sono veritieri, perché appunto ricordo luoghi, tempi, date. Io spero che i giovani contenti riprendano un attimo, perché è la nostra storia. Sì. Grazie mille. Rispondo un po' a tutti, anche se in modo un po' casuale, adesso cerchiamo di ricostruire. E, beh, innanzitutto ringrazio il Signore per la domanda che mi ha fatto prima, per la testimonianza che mi ha portato dei 2 fratelli. In effetti è vero, e spesso si fa fatica a trovare racconti o comunque
testimonianze del periodo precedente la guerra. Io ad esempio mi sono messo in contatto prima di scrivere il libro con il Museo dell'Internamento di Padova, che è appunto un museo che ha raccolto l'esperienza delle persone che sono state internate all'interno dei lager come mio nonno. E anche lì mi dicevano che hanno moltissime testimonianze dal 43 in poi, però si perde un po' la memoria per quanto riguarda gli anni precedenti. Forse perché la parte successiva è stata talmente tragica per chi l'ha vissuta che in qualche modo ha dato importanza più a quella che non a quello che ha passato prima. E comunque io ho cercato di racchiudere tutte le storie di mio nonno e dalla sua giovinezza, quindi dall'esperienza del pre-militare fino alla partenza per la guerra, quindi la guerra che ha combattuto in Grecia, Albania e Montenegro, non Russia per fortuna sua, e quindi poi l'esperienza del campo di concentramento a Berlino, dove rimase per 2 anni, per poi passare prima dai tedeschi e poi sotto i russi, e quindi finalmente per tornare a casa nell'ottobre del 45 dopo 5 anni e mezzo di esperienza fra guerra e prigionia. E poi prima mi era stato chiesto quanto ci ho messo a scrivere il libro. È difficile da contabilizzare perché è una cosa che è cominciata nel tempo e ascoltando i racconti di mio nonno ho iniziato prima a raccogliere qualche appunto. Poi ho cominciato a vedere che materiale ce n'era, quindi ho cercato di indagare per scoprire cosa era accaduto nei periodi bui fra un'esperienza e l'altra, e quindi ho cercato di vedere se le sue memorie erano veramente attinenti alla realtà, quindi ho fatto delle ricerche su dei libri di storia per vedere se effettivamente le date, i luoghi che lui mi raccontava corrispondevano agli spostamenti del suo corpo. E poi ho cominciato a ricucire tutto, a pensare a come scriverlo, e anche questa è stata una decisione un po' particolare perché inizialmente avevo iniziato a tradurre tutti i suoi racconti in italiano, ma un po' di tempo dopo mi sono reso conto che rileggendoli non mi trasmettevano le stesse emozioni. E quindi ho pensato, è stata una scelta combattuta, però ho pensato di riportarli così come lui me li ha raccontati, per dare anche una testimonianza di chi era e di chi è mio nonno alle persone che appunto vorranno leggere le sue avventure. Comunque ripeto, non è difficile da leggere perché è scritto in un dialetto comune. Le parole più arcaiche, magari quelle usate dalle persone più anziane, sono tradotte a fondo pagina, quindi ho visto che anche persone che non sono molto abituate a parlare dialetto l'hanno letto tranquillamente. Insomma. Comunque è piaciutissimo da leggere. La ringrazio. Un'altra domanda volevo farti. La famiglia, no? Come ha, prima abbiamo letto la presentazione lì, ti chiedo, come ha reagito, ti è stata vicino in questo nello scritto di questo libro? Ecco. Beh sì, sicuramente sì, la famiglia mi è stata molto vicina, anche perché si è trattato di un'esperienza particolare, perché io inizialmente avevo raccolto le storie di mio nonno e pensavo di farne un semplice diario di famiglia. Poi però ho visto che molte persone mi dicevano: ma pensa alla storia del nonno, che bello, anche mio nonno ha fatto la stessa strada, anche mio papà ha avuto le stesse esperienze, però non mi ha mai raccontato nulla. E perché non provi a pubblicarlo? Quindi ho cercato qualche editore che mi pubblicasse appunto il racconto, però è stato molto difficile, quindi alla fine ho deciso di investire su questa mia idea e di produrmi da solo il libro. È stata uno sforzo importante vista anche l'età che avevo all'epoca, però la famiglia mi è stata vicina e sono contento che sia andata così. Se avete altre domande. Vi leggerei allora le ultime frasi con cui ho voluto concludere il libro.
che riprendono sempre un pensiero di mio nonno. Ecco, questa è la mia storia. Per contarvela che ho messo mucho de tempo, ma spero al manco che per voi altri sia sta bello ascoltarmi. Cioè, quando che già era giovane so che restava a bocca aperta finché ascoltava le storie che mi contava i vecchi. Da ormai sono vecchio anche a me, ma il mondo non è più quello di una volta. Adesso tutti corre, tutti spessega e non che c'è più tempo per niente. Ma savio cosa che vi dico di me? La sé chi spesseghe, la sé che i cora. Intanto noi altri che non c'è quella di gusto, proprio come che si faceva sti anni. E grazie anche al presentatore Stefano. Grazie ancora a Marta e ad Alessio. E al consiglio di quartiere che ci ospita. Grazie ancora.